In Sierra Leone, nel corso degli anni, l'associazione Round Us, presieduta dal dottor Massimo Dal Bianco, primario di urologia all'ospedale di Padova, ha contribuito a dare dignità e vita a molte persone. La popolazione è ridotta allo stremo dalla fame, dalle guerre e dall'epidemia di Ebola che ha mietuto oltre 10.000 vittime. In questo paese dove è difficile sopravvivere perché manca anche l'essenziale, l'associazione ha deciso di assistere i bambini malnutriti ed abbandonati e porta avanti un progetto di integrazione per i ragazzi coinvolti nelle guerre per i diamanti, spesso amputati di braccia o gambe. A capo della missione è padre Maurizio Boa di Badoere, che ora insieme alla Onlus si è prefisso un altro obiettivo: costruire un punto nascite con la strumentazione necessaria per fare in modo che i medici della Caritas riescano ad operare. Sabato 9 novembre alle 20:45 nella chiesa votiva di Treviso il coro Stella Alpina, il coro Anna di Oderzo e Francesca Gallo si esibiranno gratuitamente per raccogliere i fondi necessari alla costruzione di questo progetto di vita. Partecipiamo perché per noi è molto importante la solidarietà, l'abbiamo sempre dimostrato da 71 anni che esiste il coro e il coro ha sempre partecipato ed è solidale con chi ha bisogno. Perché l'aiuto verso chi ha bisogno è una delle prerogative dell'Associazione Nazionale Alpini. La solidarietà nel frattempo si è estesa anche fra i tifosi della De Longhi Treviso Basket che grazie al Consorzio Universo Treviso hanno donato 1.000 euro provento della vendita delle magliette al Palaverde e all'asta benefica dopo l'approdo in A1. Tifoseria che è sempre più generosa, spero che lo sia sempre di più anche in futuro,